Il Partito Democratico di Agrigento, in una sua nota stampa, interviene sulla scomparsa di Ernesto De Miro, già professore di archeologia e storia dell'arte greca e romana presso la Facoltà di Lettere dell'Università di Messina ed è stato per molti anni sovrintendente ai beni archeologici per le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna e nell'ultimo periodo anche di Palermo e Trapani. Inoltre direttore dell'Istituto di Studi Micenei e dei Geoanalitici del CNR di Roma, presidente del Consiglio Scientifico del Centro Archeologia Greca del CNR di Catania e membro dell'Istituto Archeologico Germanico. Ha diretto gli scavi di Agrigento nell'area dell'abitato degli edifici pubblici civili, dei santuari, della necropoli, degli scavi di Raclea Minoa, dei siti indigeni all'interno dell'isola, nelle valli del Salso e del Platani. Ha diretto anche ricerche in Libia nel sito Leptis Magna, autore di numerose pubblicazioni che trattano in particolare di aspetti e problemi di archeologia e d'arte della Sicilia antica. Gli agrigentini lo hanno conosciuto soprattutto come sovrintendente ai beni archeologici, ruolo nel quale si è distinto per la sua dedizione e per l'azione di tutela inflessibile della Valle dei Templi, in particolare contro l'aggressione dell'abusivismo edilizio degli anni 70 e 80. Il perimetro della valle, se è stato salvaguardato da attacchi di proprietari di costruzioni abusive e politicanti, complici, lo dobbiamo principalmente alla sua opera e a quella del suo successore, la professoressa Graziella Fiorentini. È stato uno studioso, un luminare della scienza archeologica, una figura di grande prestigio e autorevolezza, un civil servant dello Stato che ha svolto il suo dovere con grande passione, decoro ed efficacia. Le condoglianze del Partito Democratico di Agrigento vanno anche alla famiglia.